Si era mobilitata la politica, ma anche la Chiesa agrigentina, con in testa il cardinale Montenegro, pronto ad offrire segnali concreti di solidarietà. Una battaglia dura, difficile, combattuta soprattutto sul terreno giudiziario, ma non solo. Adesso l'epilogo positivo della delicata vertenza. Questa mattina intorno alle 7 si sono riaperti i cancelli, prima i selfie di gioia e poi tutti al lavoro. Esultano gli 11 operai della Calcestruzzi Belice di Montevago che ad inizio anno avevano ricevuto il ben servito, licenziati dopo la dichiarazione di fallimento dell'azienda a suo tempo confiscata alla mafia per un contenzioso con l'Eni SPA per una somma intorno ai 30.000 euro. Una decisione che provocò non poche reazioni, anche quella dell'arcivescovo di Agrigento, che partecipò ad una fiaccolata pronunciando anche parole forti e significative. Ma a risolvere la questione ci ha pensato la Corte d'Appello di Palermo, che ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Sciacca. Così si è aperto lo spiraglio che ha trovato la sua concretizzazione a Roma con l'intesa raggiunta tra il governo, presente il vice ministro Bubbico, le organizzazioni sindacali e i massimi rappresentanti dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata. E oggi dunque incubo disoccupazione schiacciato, con la disperazione che ha lasciato il posto alla gioia e alla speranza per un nuovo corso di vita occupazionale attraverso la realizzazione di una cooperativa gestita dagli stessi operai.